Amici belli, buon mercoledì. Sai quando ti svegli appena che si apre, prendi il cellulare e dici cazzo, cioè, perché poi alcune notizie ce ne sono state tante che al mattino dici ma questa è fake, ma questa è solo sensazionalismo, ma quella di Manolas mi fa accendere il computer. Cominciamo, va. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Care amiche, cari amici, cari passanti, grazie per la cortesia, per la pazienza. In tanti avete visto il video che abbiamo realizzato con Valerio. Quando Valerio mi ha proposto di commentare la serie su Maradona, gli ho chiesto un'unica cortesia, quella di vederla separatamente e non scambiarci nessun commento in corso d'opera, perché mi piace che le persone, chiunque, siano liberi di poter esprimere la loro opinione senza alcun condizionamento. Sta diventando sempre più raro, tra l'altro, questo in Italia, ma questa è un'altra storia. Grazie infinite. È bello vedere che ogni tanto il web viene utilizzato in maniera un po' più virtuosa, senza insultare nessuno, senza rompere piatti. Non so qualche altra cosa ci inventeremo con Valerio, se vi piacciono queste parentesi. Ancora grazie a tutti voi. Un abbraccio e notte. Eh sì, amici bellini, Guido ci teneva a farvi questa piccola dedica, questo piccolo ringraziamento in video, e magari ci vediamo anche stasera, ma non voglio spoilerare, vediamo come viene il video, facciamo questa cosa. Allora, amici bellini, benvenuto l'ultimo iscritto visibile a tutti. Eppure fa ridere, perché l'ultimo iscritto è visibile a tutti. È bellissima questa cosa qua. Tu che ti sei collegato improvvisamente, che non sapevi della mia esistenza, sono Valerio Fluido da New York. Mi piace il Napoli, mi piace anche la musica e anche altre cose. Iscriviti al canale. Proprio fallo senza problemi, è gratis per tutti, visibile a tutti. Voi amici bellini, quelli là nella vecchia maniera, lasciate un like, perché sennò Manolas prende i soldi e scappa. Guagliù, ma sono barzellette. Allora io cercavo di, come si dice, mo devo fare mente locale con tutti i pensieri, perché non mi posso svegliare così. Comunque sappiate che si va live stasera, oggi, perché è mercoledì e facciamo il nostro mercoledì, e quindi possiamo racchiudere possiamo parlare di tutte le notizie possibili e immaginabili, perché ovviamente gli indisponibili, il report dell'allenamento è quello che ci interessa di più, perché dobbiamo capire, pare che comunque Mario Rui scarico per affaticamento, quell'altro ancora non è sicuro, insomma si lavora a parte, e quindi è chiaro che se tu leggi una notizia, e ne parlavo con gli amici abbonati del gruppo di abbonati, se tu leggi un titolo e dici recupero lampo, forse c'è una sorpresa per Koulibaly, recupero lampo, allora tu clicchi sopra questo titolo e recupero lampo, leggi l'articolo e dici è molto difficile che Koulibaly possa andare in panchina, perché comunque poi è un grave rischio. Allora non hai capito, ma voi fate i titoli per farmici cliccare e poi dopo dite il contrario del titolo. È come se io scrivessi benissimo, allora vuol dire che i Foo Fighters hanno fatto un film, stanno facendo un film sui Foo Fighters, clicchi sopra. No, in realtà non è previsto un film sui Foo Fighters, faranno un documentario su Avril Lavigne. Ma è lo stesso livello di giornalismo. Allora dove vogliamo arrivare? Perché lo stesso è accaduto per Osimhen. Osimhen, adesso subito lo mettiamo in campo. Non è assolutamente vero, e quindi illudete i tifosi, cercate di arrubarvi 5 centesimi per un click, eccetera eccetera. È triste così, e vale per le notizie positive come per le notizie negative. Altra notizia che ti porta subito a click è quella roba di Liguori, le plusvalenze, eccetera eccetera. Mi hanno sfruttato per le plusvalenze, mi hanno rovinato la carriera. Ti ci clicchi e poi vedi che magari quello era stato chiamato in Francia nello scambio per Osimhen, sei tu che non ti sei presentato. Questa è una notizia che devo approfondire, non l'ho letto, me l'hanno detto gli amici. Vuol dire che male proprio.
Però una delle cose che tu vai poi a cliccare ed effettivamente è così, è questa notizia di Manolas, e dovete essere onesti, dovete darmi atto che io ve l'avevo detto che Manolas per gennaio è probabilmente più di là che di qua. A questo punto potrebbe tornare un'idea che se veramente Manolas è in partenza, il Napoli potrebbe fare un'operazione, non so se è quella di Mandava, perché noi a Manolas l'abbiamo mandato con tutti i soldi, con la valigetta, no, io me lo immagino più con un sacco pieno di soldi che sareva a Capodichino, motivi medici, fratello, te ne stai andando in Grecia pieno di soldi, vuol dire che probabilmente già ti stai organizzando la casa, le cose, mamma mia. E quindi l'hanno bloccato perché non ti puoi portare più di 10.000 euro. Che stai andando a fare? Che cosa stai facendo, Manolas? Quando, oltretutto, siamo nella settimana che ci porta a Milano, la settimana della partita col Milan, e non sappiamo se teniamo a Mario Rui e se dobbiamo spostare Juan Jesus di là. Manolas deve giocare, ma può giocare, è in forma, se lo portano in panchina. Abbiamo scoperto un'altra cosa quest'anno, che sì, la famosa frase fatta, no? Se sei in panchina sei arruolabile, puoi giocare, altrimenti non la porti in panchina. Falso storico, o almeno alcuni allenatori fanno in un modo e altri fanno in un altro. Sappiamo che Ghoulam viene sempre convocato, oramai è sempre così, ma non è a tutti gli effetti a disposizione. Gli amici bellini se lo chiedono, mi arrivano commenti, ma con me manca Mario Rui, è facile, gioco Ghoulam. Non è vero, perché Ghoulam sarebbe entrato in tutte queste partite che abbiamo steccato e perso se fosse stato a disposizione, se avesse avuto minuti nelle gambe, perché Ghoulam fa la differenza. Ghoulam gioca titolare se sta bene, allora vuol dire che non sta bene. Te lo porti in panchina perché è un portafortuna, perché è uno che fa spogliatoio, magari i rumori. Di conseguenza anche il fatto che Manolas sia stato convocato ultimamente, magari si può fare qualche minuto finale, la pallata, qualche colpo di testa lo può fare, ma il ritmo partita, inseguire gli avversari, Manolas che puntava molto, chi lo sa, sulla velocità, sullo strappo, non va bene. Allora noi dobbiamo sapere, stai andando in Grecia per accertamenti medici con un sacco sorto un gol, che significa? Stai bene, non stai bene, sei convocabile, non lo sappiamo e lo dobbiamo sapere, perché se dobbiamo spostare Juan Jesus là al centro, solo Rachmani e Manolas ci sono rimasti, altrimenti clamorosamente Zanoli è tornato negativo. Di conseguenza è facile che Zanoli si porta in panchina, Malquit a destra, Di Lorenzo spostato a sinistra e Juan Jesus Rachmani al centro, e in panchina ci vanno le madonne impestate, ma per forza, non c'è altra soluzione, perché Koulibaly non recupera assolutamente, non lo puoi buttare nella mischia a farsi male un'altra volta. Se Manolas sta male non ce la fa, Mario Rui bisogna vedere. Leggevo anche di Elmas addirittura questo aspetto delle conferme dagli amici di Caffè Napoli, anche di Facebook eccetera eccetera, aspetto conferme, Zielinski accertamenti, Insigne pure scarico così, non lo sappiamo. Insomma ragazzi, è una tragedia. Fabian sintomi influenzali, speriamo è buona, insomma dobbiamo veramente vedere quello che dobbiamo fare. Se è vero come è vero che in attacco tu qualcuno lo alterni, lo fai ruotare, e quindi Politano mi è sembrato in un buon recupero, se Lozano non sta ancora al 100% magari Politano sembra in fase di recupero e va bene. A centrocampo Anghissà dovrebbe essere il recupero fondamentale e speriamo di averlo a disposizione dal primo minuto, magari con Demme se non recupera Zielinski. Se non hai nemmeno Elmas, là sotto ci devi mettere un ass, devi scegliere tra un Mertens e un Petagna, e a sinistra poi ma chi ci metto Lozano, perché se non ce la fa in sì. Insomma ragazzi, è veramente tragica, tra però
tra però le notizie che non ci piacciono così, una notizia clamorosa potrebbe essere quella dell'ECA, dell'Associazione Europea per i calciatori, insomma l'ECA parrebbe che non voglia liberare i giocatori africani per la Coppa d'Africa. In questi giorni si è parlato di Coppa d'Africa a rischio, che può arrivare da un momento all'altro la comunicazione che salta, che viene spostata, e addirittura lei che prende la palla al balzo e dice: ma pure se la fate noi non ve li mandiamo perché non siamo convinti dei protocolli Covid, eccetera eccetera. Questa è una notizia clamorosa che staremo a monitorare, perché cambierebbe tanto, perché giocatori che noi stiamo per recuperare, un Osimhen, un Koulibaly, che magari li recuperi giusto in tempo per mandarli e poi ritornano, perché tutti, un sacco di voi e anche gente che non riguarda il Napoli, gli amici miei polacchi per esempio, dicono ma che è successo con l'Empoli, guardate il gol, perché molti non si guardano le partite, guardano il Napoli ha perso con l'Empoli, che è successo? Guardati il gol, il Napoli ha pareggiato con l'Empoli fondamentalmente, però lasciamo perdere. Si dice no, il Barcellona li battete sicuro, anche i polacchi hanno detto subito quando ma il Barcellona è scarsissimo quest'anno, siete favoriti, aspettiamo un attimo, perché poi dovendoli affrontare a febbraio non sappiamo se loro avranno fatto altri debiti, avranno comprato qualcuno magari per sistemare la squadra, non sappiamo noi come ci arriviamo, perché siamo proprio sul periodo della Coppa d'Africa di ritorno magari, e quindi devi vedere come ti ritornano. Ci ricordiamo Koulibaly come ci è tornato dalla Coppa d'Africa qualche anno fa, e quindi devi vedere se li hai recuperati, se li hai mandati, se hanno giocato, se tornano depressi, se tornano infortunati o fuori forma, perché comunque andare a giocare in Africa lo sapete che non è una cosa normale, è facile. Di conseguenza sono tantissime le cose di cui parlare e di cui possiamo parlare live sul Merco Bellì stasera. Mo vediamo, ci dovrebbe già essere sull'home page del canale l'anteprima della cosa. Lasciate i like qua, lasciate i like preventivi di là, che andiamo a divertirci, perché Mambro Carmen da New York, Valerio Fluido è tutto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.